Chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato, parole queste pronunciate dal presidente Zaia che hanno suscitato una bufera politica. Usare il presidente Mattarella come uno scudo contro le critiche è deplorevole la replica di Alleanza Verdi-Sinistra. Sale di ora in ora il drammatico bilancio delle vittime del terremoto tra Turchia e Siria. Zaia vicini alle popolazioni colpite, pronti a inviare uomini e mezzi di protezione civile. Orribile fine a San Fiore per un 75enne morto carbonizzato dopo essere stato investito da un ritorno di fiamma mentre accendeva la stufa. A trovarlo a terra una vicina di casa. Tragedia della strada questa mattina all'alba nel Padovano. Un anziano di 78 anni è stato travolto e ucciso da un camion lungo la bretella che collega Selvazzano alle Terme. Processo d'appello per la morte in A28 delle cugine Sara e Jessica, manca una querela, il pirata potrebbe beneficiare di uno sconto di pena e l'assicurazione offre per Sara un risarcimento di soli 30.000 euro. Potrebbe essere stata una buca sull'asfalto a causare l'uscita di strada a Cadoneghe dello studente di medicina Giordano Sanginiti, morto a 21 anni, la famiglia è intenzionata a presentare un esposto. Eseguita l'autopsia sul corpo di Igor Schiocchet, l'imprenditore di Trichiana morto precipitando con il suo elicottero sul greto del Meduna Sequals, ora si procederà a una perizia sui resti del velivolo. Trattoria Padova costretta a chiudere un giorno perché non riesce a trovare personale e quindi a garantire il turno di riposo ai propri collaboratori, e questo nonostante venga offerto un contratto in regola. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali, però come ogni lunedì sera partiamo dal sondaggio di Ring che come sempre affonda nell'attualità politica. Togliere il 41 bis a Cospito, all'anarchico Alfredo Cospito, che adesso si trova nel carcere di Opera, quindi in regime di carcere duro. Se sì 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Sullo sfondo c'è anche l'appello delle scorse ore del Premier Giorgia Meloni per abbassare i toni, rivolto a tutte le forze politiche, comprese quelle della maggioranza. Questo quindi il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna questa sera a partire dalle 21:15. E poi c'è la Turchia, il sisma tra la Turchia e la Siria. Il bilancio si aggrava di ora in ora. L'Ansa.it proprio in questo momento riporta una cifra davvero spaventosa, oltre 2.500 i morti, e alla Turchia sconvolta dal sisma è andato il pensiero del governatore Luca Zaia questa mattina a Venezia. Partiamo da qui. Siamo vicini al popolo turco, lo siamo con il pensiero che è l'unica cosa che possiamo fare adesso, ma una vicinanza che esprimeremo se ci verrà data la possibilità, inviando volontari e mezzi. Il primo pensiero del presidente del Veneto Zaia durante la conferenza stampa di presentazione di una nuova app che racchiude tutti i servizi erogati dalla regione è andato alle popolazioni colpite dalle scosse di terremoto, la prima stanotte di magnitudo 7.8 sulla scala Richter, la seconda stamattina di 7.5 al confine tra Turchia e Siria. Si tratta di uno dei sismi più devastanti degli ultimi anni e il bilancio ancora provvisorio e drammatico. Migliaia di vittime, centinaia di dispersi, edifici rasi al suolo. In pochi minuti la terra si è spostata di 3 metri lungo una faglia di 150 chilometri. La scossa di questa notte è stata seguita da un rischio tsunami lungo le coste del Mediterraneo, allarme arrivato anche in Italia e in Veneto. Io stamattina sentivo i nostri tecnici alle 5:30 di stamattina, che li ho sentiti, c'era anche il pericolo tsunami per noi, perché avevamo una previsione di 1 metro d'acqua su Chioggia, Venezia, che poi fortunatamente si è diradato sempre di più, e verso le 7:30 insomma abbiamo chiuso anche questo stato emergenziale. E oggi, a 3 anni esatti dall'inizio delle Olimpiadi invernali del 2026, celebrati con un alzabandiere in contemporanea dalle piazze di Cortina e Milano, non poteva mancare un'analisi di quelli che saranno gli effetti sui territori. Secondo lo studio universitario, i giochi invernali porteranno 1 miliardo di PIL, al quale si aggiungono tutte le opere, ricorda Zaia. Non posso accettare che si dica che le Olimpiadi non portano a nulla ai territori, perché vuol dire anche non saper fare, il dare e l'avere. E sulle polemiche legate ai costi per la realizzazione della pista da bob, il presidente del Veneto ricorda che l'opera rientra nel dossier olimpico. Le spese che lo Stato, non la Regione del Veneto, che lo Stato sosterrà per il bob saranno 100, 120, adesso non ho ben capito.
Anche se li andassimo a detrarre dal miliardo ne resterebbero ancora 880. Tra i temi affrontati a margine dell'incontro di Palazzo Balbi, naturalmente quello dell'autonomia. È una rivoluzione dopo la Costituzione del 48. Questa è una vera pagina di storia che sarà percepita dai posteri, ha spiegato Zaia. La si finisca di attaccare il progetto dell'autonomia, perché che sia chiaro che chi attacca l'autonomia a questo punto secondo me attacca il capo dello Stato. Perché non è incostituzionale, e se non è incostituzionale in democrazia vuol dire, a me non risulta che il Quirinale abbia detto che non dà promulga a questo disegno di legge. Chi attacca l'autonomia attacca il capo dello Stato. Queste le parole che avete appena sentito pronunciate da Zaia questa mattina, parole che hanno suscitato una vera e propria bufera anche a livello nazionale. Il presidente della Regione Veneto eviti di dire sciocchezze coinvolgendo il capo dello Stato nelle aspirazioni secessioniste della Lega. Durissime le parole di Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, replicato al governatore Zaia che durante la conferenza stampa a Palazzo Balbi era intervenuto sull'autonomia dicendo chi l'attacca attacca il capo dello Stato. Dichiarazione che ha suscitato una bufera politica. Usare il presidente Mattarella come uno scudo contro le critiche deplorevoli, ha aggiunto Zaratti. Per lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni è invece necessaria un'ulteriore analisi. Io sono d'accordo che la nostra Costituzione vada in direzione dell'autonomia, spiega Lorenzoni, ma dobbiamo capire cosa intendiamo con questo. Io credo che ci siano delle materie sulle quali andare a parcellizzare le competenze rischia di essere un costo per la nostra società. Allora, benissimo intraprendere un percorso per completare quel percorso che è partito nel 2001, ma dobbiamo capire come assicurare l'unità del Paese e garantire che le stesse opportunità, le stesse condizioni siano garantite a tutti i cittadini. E non mi sento di condividere i toni trionfalistici in merito a quello che è accaduto la scorsa settimana con diciamo così, la discussione in Consiglio dei Ministri da parte della Bozza Calderoli. Andiamo a vedere cosa di concreto potrà portare questo provvedimento e parliamo di elementi concreti, reali. Dall'attualità politica alla cronaca che ci porta a San Fior nel Trevigiano per una tragedia che si è consumata questa mattina all'alba. Un uomo è stato divorato dalle fiamme. Sono venuto fuori e ho fatto quel che ho potuto fare. Ormai era già morto. Ho preso una coperta perché mi pareva che ci avesse freddo. Così la signora Rosetta ha raccontato quei momenti drammatici quando ha trovato Angelo Pescador, 75 anni, a terra. Tutto è accaduto intorno alle 6 del mattino. L'anziano, che vive da solo in casa, ha acceso il fornello della cucina, poi probabilmente per scaldarsi ha dato fuoco alla legna della stufa utilizzando del liquido infiammabile. In un attimo si è consumata la tragedia. Forse un ritorno di fiamma lo ha colpito. Lui era... ho tirato fuori, era ancora un po' di braccia. Non si muoveva, proprio non respirava più. Avete subito chiamato ovviamente? Abbiamo chiamato tutti perché chiama uno, chiama l'altro, dopo sono arrivati tutti insieme. Sul posto i medici del SUAM 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'anziano, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Conegliano. Com'era il signor Angelo? Era una persona tranquilla, ristretta nella sua casa, aveva amicizia con poca gente, con me e altri, se serviva qualcosa, ma era per conto suo una persona tranquilla. Ogni tanto la signora Rosetta gli portava da mangiare, qualche chiacchiera. Lui amava, ci dicono, vivere nella sua casa ed essere autonomo. Aveva una sorella ed un nipote. Era una brava persona. Mi diceva appunto abitava da solo? Sì. Non aveva nessun familiare? Sì, una sorella e un nipote. Altro non so. Una tragedia quella che è avvenuta? Sì, che dispiace tanto. E un'altra tragedia si è consumata all'alba di oggi nel Padovano sulla strada tra Selvazzano Dentro e Le Terme. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo, ancora una vittima della strada questa mattina all'alba lungo il tratto di tangenziale padovana che collega Selvazzano alla zona termale. Un pedone è stato investito e ucciso da un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un anziano di 78 anni residente a Selvazzano, stava camminando sul ciglio della strada.
Non è chiaro se stesse tentando di attraversare proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, dei sanitari del SU M118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto, lungo la direttrice della tangenziale di Selvazzano, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che poco dopo ha disposto la rimozione della salma trasportata all'Istituto di Medicina Legale. Il pubblico ministero potrebbe disporre l'autopsia. Poco chiara la dinamica dell'incidente. Non si sa se l'uomo abbia deciso di gettarsi volontariamente contro il camion o se l'autista del mezzo pesante, a causa dell'oscurità, non lo abbia visto. Le indagini sono state affidate dalla procura alla polizia stradale. Il conducente del mezzo pesante rischia però di finire nel registro degli indagati per omicidio stradale. Rimaniamo nel Padovano, potrebbe essere stata una buca sull'asfalto a causare l'uscita di strada Cadoneghe dello studente di medicina Giordano Sanginiti, morto a 21 anni. La famiglia è intenzionata a presentare un esposto. Al chilometro 5 e 400 della strada regionale 308 tra Bragni di Cadoneghe e Campodarsego, sull'asfalto iniziano le buche. È qui che potrebbe avere perso la vita sabato pomeriggio, sbalzato dalla sua moto, il 21enne di Mirano Giordano Sanginiti, studente di medicina. Ancora una croce lungo la nuova strada del Santo, ma non per uno scontro tra mezzi. Stavolta potrebbe essere stata una buca a far cadere prima sull'asfalto, poi contro il guardrail, il giovane Centauro dalla sua Guzzi. Sul fatto indaga la polizia stradale. La famiglia di Giordano Sanginiti è pronta a presentare un esposto, vuole chiarezza sulle responsabilità, sulle possibili mancate o tardive manutenzioni del manto stradale della SR 308, dato che un testimone e soccorritore avrebbe detto che il 21enne milanese procedeva nei limiti di velocità e con il casco allacciato. Fino a prima della caduta l'asfalto della strada è regolare, lo ha fatto posare a sue spese, una tantum, il comune di Cadoneghe, anche se la competenza sulla 308 è di Veneto Strade. La mamma di Giuliano Sanginiti ha ribadito come non si possa morire a 21 anni per una buca. La signora, insieme agli altri familiari, avrebbe autorizzato l'espianto degli organi del giovane studente di medicina. La tragedia della 28 costata la vita un anno fa, era il 30 gennaio del 2020, alle cugine Sara e Jessica. Questa mattina a Trieste si è aperto il processo di appello con il pirata della strada che potrebbe beneficiare di uno sconto di pena. Processo rinviato al 26 aprile per la mancanza di una querela, pena per l'imputato che da 7 anni rischia di scendere a 6 anni e 4 mesi e un risarcimento per la vita di Sara Rizzotto proposto dall'assicurazione straniera del mezzo al cui volante quella sera si era messo l'imprenditore bulgaro Dmitry Trikov di appena 30.000 euro, una cifra considerata ridicola. Sono le novità arrivate dall'udienza di appello per il tragico scontro in A28 in cui nel gennaio dell'anno scorso morirono Sara, 26 anni, e la cugina Jessica Fragasso di 20. Secondo la riforma Cartabia, per contestare le lesioni gravi e gravissime patite dalle figliolette di Sara, occorre che il papà presenti formalmente querela, altrimenti il 62enne, attualmente ai domiciliari, potrebbe beneficiare di uno sconto di pena. Già è poca, 7 anni, e sarebbe ridotto a 6 anni e 4 mesi con questa querela, però se riesce a presentarla entro fine marzo, bene. E 7 anni almeno che rimanga quella, nient'altro, non chiediamo altro, tanto le ragazze non ce le riportano più indietro, però almeno che si faccia un po' di anni in galera. Dal punto di vista procedurale, sottolineano gli avvocati, non è una sorpresa. Ce lo aspettavamo, anzi era una decisione, sì, una decisione più corretta, insomma, che potessero prendere oggi, quindi niente, ci si vede il 26 aprile. Tutto qui. Naturalmente le conseguenze in caso di mancata presentazione delle querele non potrebbero poi non riversarsi sulla sentenza in punto pena, ma è una scelta che spetta ovviamente al padre delle minori. Ci sembra già una pena che non è totalmente soddisfacente neanche dal punto di vista penale, ma insomma ci rimettiamo alla valutazione dell'autorità giudiziaria. Nava definisce inaccettabile la proposta di risarcimento di neppure 30.000 euro avanzata dall'assicurazione, annunciando una segnalazione all'ISVAP, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli aggiornamenti sulla morte di Igor Schiocchetta, l'imprenditore 45enne di Trichiana, morto martedì scorso precipitando con il suo elicottero sul greto del Meduna nel comune di Sequals in provincia di Pordenone. Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, che non avrebbe rilevato elementi particolari riferibili a un possibile malore del pilota prima della caduta fatale. Il medico legale Antonello Cirnelli si è riservato di consegnare i risultati entro 60 giorni. Sarà dunque una perizia sui resti del velivolo a chiarire le cause dell'incidente aereo, sul quale indagano, oltre alla Procura della Repubblica di Pordenone, anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Ritorniamo nel Padovano per parlare di un autentico stalker di condominio. Per mesi ha perseguitato la vicina di casa, importunandola e molestandola con grida, minacce e ingiurie, causandole un grave stato di ansia e paura. Per questo motivo il magistrato ha disposto il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Padova per un 44enne padovano residente in zona San Paolo. L'uomo aveva preso di mira la sua vicina di casa per le sue origini meridionali, la offendeva in continuazione, era diventato il bersaglio di sfoghi aggressivi, intimidazioni e comportamenti molesti. Il 44enne le aveva attaccato alla porta adesivi della Lega per rimarcare il fatto che lei venisse dal sud. Lo scorso gennaio la donna era intervenuta per sostenere un'altra vicina di casa che si stava lamentando per i comportamenti molesti del 44enne e per questo lei e il compagno erano stati addirittura minacciati di morte. La donna si era rivolta alla polizia già a fine luglio, raccontando che la situazione di tensione era cominciata 2 anni prima, quando si era trasferita nel palazzo. Il vicino di casa stalker creava problemi nel condominio con urla, conversazioni telefoniche a voce altissima, continui rumori e la televisione a volume spropositato. Ingaggiava così frequenti liti anche con gli altri condomini. La polizia ha raccolto numerose testimonianze. Nessuno di loro era in buoni rapporti con l'indagato, che creava malessere a tutti. Nessuno sostava più negli spazi comuni per paura di incontrarlo. Visto il ripetersi di questi comportamenti e l'escalation di violenza, i precedenti dell'uomo per lesioni, resistenze e atti persecutori, il giudice ha subito disposto la misura di divieto di dimora nel comune di Padova e il divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla donna. Sono stati 393 nel 2022 i decessi tra i senza fissa dimora e di questi 40 si sono verificati in Veneto. Lo rende noto l'indagine realizzata dalla Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, intitolata La strage degli invisibili, a cui hanno partecipato anche gli operatori di strada delle parrocchie trevigiane. Padova, la provincia con il maggior numero di decessi, 9, quindi Treviso e Verona con 8, Venezia 6, Vicenza 4, Rovigo 3 e Belluno 2, 38 gli stranieri, 2 gli italiani con un'età media scesa intorno ai 40 anni. Un caso su 4 è legato a malore. Dall'inizio del 2023 in Italia i morti in strada sono già stati 54. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il padovano Ostellari, che in questi giorni è sottoposto a scorta e sotto scorta per la vicenda di Alfredo Cospito, oggi a Bassano per dare una svolta alla realizzazione del Tribunale della Pedemontana Veneta. Per la sua storia e le prospettive di sviluppo dell'area pedemontana, il Tribunale merita attenzione e responsabilità. Parole chiare, quelle con cui il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, in visita oggi a Bassano, commenta lo stato di fatto sul progetto di un Tribunale della Pedemontana Veneta. Oggi si è aperto un tavolo che coinvolgerà amministratori, regione, avvocati, magistrati, operatori della giustizia, associazioni e imprese, per quella che finalmente ha tutta l'aria di essere la tanto attesa svolta. Ovviamente noi qui sappiamo già che esiste un progetto molto qualificato e che darebbe, diciamo così, la possibilità a un'intera area, non solo a Bassano, ma un'area che è denominata della Pedemontana, di una costruzione, insomma, di un futuro, secondo me, importante, decisivo, anche e soprattutto non solo per la comunità, ma anche per l'attrattività che da un punto di vista, diciamo, dell'impresa può essere molto interessante. Un tribunale che svolgerebbe un ruolo centrale per Bassano e per la Pedemontana. E allora che svolta sia, perché 10 anni di attesa, di sprechi, di rinvii sono costati molto a tutto il territorio. Noi siamo assolutamente a disposizione del territorio
che sentiremo ovviamente in questi 6 mesi, è un cronoprogramma che ci siamo dati come impegno con le varie istituzioni, Regione compresa, per ascoltare e condividere un progetto assolutamente qualificabile. Quanto importante sarebbe accelerare i tempi e lavorare in maniera, diciamo, decisa alla riapertura del Tribunale? Noi saremo determinati se il territorio sarà determinato, quindi l'importante è fare squadra, non dividerci, cercare di pensare al futuro di questo territorio, lo dobbiamo fare assieme, perché assieme e condividendo si raggiungono i risultati. Torniamo a Padova perché dobbiamo raccontarvi una storia emblematica del periodo che stiamo vivendo. C'è una trattoria che è costretta a chiudere un giorno perché non riesce a trovare personale e quindi a garantire il turno di riposo ai propri collaboratori, nonostante venga offerto un contratto regolare. Stiamo assumendo staff di cucina e sala. Questo si legge sulla vetrata della trattoria San Pietro a Padova. Una ricerca che però sembra non avere successo, tanto che il proprietario ha annunciato via social che terrà chiuso un giorno durante la settimana per permettere a tutti i dipendenti di godere del proprio giorno di riposo. Noi è dall'estate scorsa che abbiamo cominciato a cercarli, proprio per in preventivo di riuscire ad avere un attimino una squadra completa anche tra poco che cominceremo con i tavoli, con il Deor, con i tavoli all'esterno. Non si trovano, non c'è più la vocazione per questo lavoro. Dopo lo sfogo social qualcosa si è mosso, qualche candidatura è arrivata, ma pochi hanno dato un'effettiva disponibilità. Arrivano, fino a prima ne arrivavano veramente pochi, adesso qualcuno in più e comunque poi vanno assolutamente scremati. Ci sono su 10 che arrivano, 5 proprio non si presentano, non ti rispondono neanche al telefono, non so neanche perché li mandino. Altri poi arrivano, ma c'è un grosso problema a incastrare turni, orari, è quello che vuole fare la gente. Io devo creare una squadra, non posso avere gente che un giorno ha il figlio da prendere a basket, il giorno dopo deve andare da un'altra parte, oppure chiede di lavorare in nero perché magari è in NASPI o ha qualche ammortizzatore sociale in atto per cui cerca soltanto un qualcosa per arrotondare. Qui vogliamo creare una squadra. Il contratto offerto è quello nazionale con 14 mensilità, ferie e malattia comprese. Noi offriamo 14 mensilità, il contratto nazionale collettivo, poi si discute eventualmente con chi arriva qualche incentivo in base poi a quello che è l'impegno che uno ci mette, a quello che può essere la mole di lavoro. Chiudiamo 2 settimane d'inverno, chiudiamo 2 settimane d'estate e quindi se abbiamo la squadra al completo poi ognuno riesce a vivere anche la propria. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio al meteo, buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Venti gelidi dalla Russia investono l'Italia. Tempo buono, ma i valori termici crolleranno ovunque. Insomma, inizia una fase di freddo intenso. Il dettaglio di martedì 7 febbraio. Sul Veneto l'alta pressione ci regalerà una giornata ampiamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno e limpido dappertutto. Non sono attese piogge. Venti per lo più moderati dai quadranti orientali. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori minimi, che saranno sotto zero praticamente ovunque. Massime invece comprese tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e ottima visibilità. Gelate estese su tutta la regione. Temperature minime intorno ai meno 5 meno 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime sui meno 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.